Ho imparato quanto sia importante l'intimità della casa. Una casa che duri nel tempo. Cucina, living, zona notte. Gruppo Euromobile accompagna la tua vita e la vita di chi ami. Rispetta la natura, mantiene le proprie origini, con uno sguardo verso il futuro. Gruppo Euromobile. Live your life with us. Amici appassionati di ciclismo giovanile, buon pomeriggio, buona domenica e ben ritrovati. Anche oggi la squadra di Ciclismo Web, il nostro network che insieme ad Extra Ciclismo e a Beta Cycling ormai da diverse stagioni vi propone le manifestazioni più importanti del calendario giovanile. Oggi siamo con voi per proporvi in diretta la manifestazione Gran Premio Città del Mandorlato di Cologna Veneta, gara dedicata alla categoria Juniores, ma vi faremo vedere, prima di andare live su ciò che sta accadendo nella gara più importante di questi 2 giorni, che si sta svolgendo appunto a Cologna Veneta, anche le manifestazioni dedicate alla categoria esordiente e alla categoria allievi che si sono svolte in mattinata. Vi parlavo appunto di una 2 giorni di cultura e di sport promossa dalla FDB, Fratelli dalla Bona, Maglificio FDB, che insomma fa capo da tantissimi anni ad una figura storica del nostro movimento, Luciano Dalla Bona, patron della FDB, appunto 2 volte campione del mondo della 100 km, vice campione olimpico a Tokyo 1964, sempre della prova della 100 km, che tante soddisfazioni ha regalato sia nell'era, diciamo così, un po' più in là con gli anni, sia nell'era moderna alla maglia azzurra, ai colori azzurri, e poi già apprezzatissimo professionista e gregario del grandissimo Felice Gimondi. Si sono svolte in mattinata delle manifestazioni appunto dedicate agli esordienti e agli allievi che hanno fatto negli anni la storia di questa manifestazione. Poi vi proporremo in diretta chiaramente la gara degli juniores che anche con i nostri mezzi stiamo seguendo. Qui vi stiamo facendo vedere, vi stiamo riproponendo la manifestazione dedicata alla categoria esordienti, secondo Gran Premio easybikeshop.com Memorial Dino Disconzi. Erano 120 i corridori che hanno preso il via. Dopo entreremo nel dettaglio, anche seguendo la categoria juniores, del percorso, di come è stato pensato e realizzato il percorso di questa manifestazione. Per quanto riguarda gli esordienti, siamo con un percorso che misurava 34 km e 300 metri,
Qui vedete già con il dorsale numero 78 colui che ha dominato questa manifestazione, campione regionale Veneto, titolo conquistato non più tardi di una settimana fa, domenica scorsa. Nel 2024 campione italiano della categoria esordienti primo anno, si tratta di Carlo Ceccarello della Ciclistica Monselice, ASD Ciclistica Monselice, che ha salutato la compagnia e si è involato per poi andare a conquistare il successo. Qui siamo al passaggio che determinava il suono della campana dell'ultimo giro del circuito in programma. Vedete, via via è passato appunto Carlo Ceccarello e i corridori che erano al suo inseguimento. Ora il gruppo è anche per loro chiaramente è suonata la campana, ma Carlo Ceccarello, insomma, con bello stile, con bella progressione, siamo di fronte ad un ragazzo che, se continuerà a mantenere ciò che ha fatto vedere in questi anni, è sicuramente una garanzia, grande passione, nonché grandissimo talento. Carlo Ceccarello, che a braccia alzate va a conquistare il successo. In seconda posizione abbiamo Tommaso Cordioli del gruppo ciclistico Luc Bovolone e in terza posizione Daniele Faccio del gruppo ciclistico Sossano 1975. Qui siamo con le premiazioni, con il podio appunto che vede sul gradino più alto Carlo Ceccarello, in seconda posizione Tommaso Cordioli e in terza posizione Daniele Faccio, e va a conquistare appunto la seconda edizione del Gran Premio EasyBikeShop.com Memorial Dino Disconzi. Io direi a questo punto, chiedo alla regia di partire con le immagini anche dedicate alla prova degli allievi. Quindi stiamo parlando di ragazzi di 15 e 16 anni, per quanto riguarda gli esordienti stiamo parlando di ragazzi di 13 e 14 anni, categoria allievi, sono ben 140 i partenti che hanno dato vita alla 45esima edizione Gran Premio Maglierie Fratelli Dalla Bona. Ecco, questa è la manifestazione, diciamo così, con maggiore storicità, 45 edizione, quindi va molto in là negli anni, 79 km e 400 metri, ribadisco, ben 140 corridori al via, 140 corridori al via che si sono dati battaglia nonostante il caldo che sta caratterizzando ormai questa fine primavera e questo inizio estate. Manifestazione, ribadisco e ricordo ancora una volta, che si è svolta questa mattina con appunto un percorso che prevedeva il circuito iniziale, 79 km e 400 metri, come già vi ho ricordato, con poi la salita di Grancona e di Buso della Giaretta, poi un circuito più ampio dopo quelli pianeggianti iniziali, dove c'è stata chiaramente quell'attesa selezione che era anche nei programmi degli organizzatori. Qui siamo con una categoria molto importante che sta, tra l'altro, la categoria allievi, che sta tra l'altro avendo sempre una maggiore rilevanza. Questo è un gruppettino che si è sganciato, all'interno del quale ci sono poi coloro che hanno occupato le prime posizioni dell'ordine d'arrivo. Vi parlavo in precedenza della storia del gruppo sportivo FDB, Fratelli Dalla Bona, fondato appunto dal Luciano Dalla Bona, che insomma è stato in carriera un corridore di grandissimo livello. Questa gara per allievi è stata vinta negli anni, faccio alcuni nomi: Gianni Bugno, Ivan Basso, Damiano Cunego, Moreno Moser, lo scorso anno da Andrea Endrizzi. Ora è Marco Dalla Bona, figlio di Luciano, che presiede la FDB Sport Club, la società appunto che si è assunta anche l'onere dell'organizzazione anche di queste due giornate, appunto oggi dedicata alla categoria agonistiche, esordienti allievi al mattino. Stiamo seguendo la prova degli allievi, si sta svolgendo e tra poco andremo a seguirla live e in diretta la prova degli juniores. Oggi in gara tra l'altro ci sono anche i figli di Marco, quindi la terza generazione Dalla Bona, pertanto
veramente una famiglia impegnatissima e da sempre impegnata nel promuovere questa bellissima disciplina e soprattutto a dare l'opportunità a tanti giovani di poter alimentare la loro passione e di poter continuare a cullare i loro sogni. Ora siamo con, tra l'altro inquadrato, lo vedete, ve lo dico, insomma l'arrivo lo vedremo tra poco, siamo sull'ultima salita in programma, la salita di Buso della Giaretta, e siamo proprio con colui che ha dominato questa prova, Giacomo Dalla Pria. Giacomo Dalla Pria del gruppo sportivo Faizzanè CSZ Sandrigo Bike, immagino la grande soddisfazione anche del manager della formazione Davide De Marchi, grande appassionato anche lui, che è impegnatissimo in queste categorie per far fare attività a tanti giovani e anche dal punto di vista organizzativo. Giacomo Dalla Pria, che ha preso il largo e è riuscito a conquistare e a mettere in saccoccia un vantaggio tale che gli ha consentito appunto di dominare in solitaria questa manifestazione che misurava 80 km scarsi, esattamente 79 km e 400 metri. Siamo ormai in prossimità del traguardo con Giacomo Dalla Pria, che non può più essere raggiunto, ha viaggiato costantemente con un vantaggio che si aggirava intorno al minuto, 50 secondi, e taglia il traguardo a braccia alzate, chiaramente, festeggiando da par suo questo bel successo per lui e per la sua società Faizzanè CSZ Sandrigo Bike. Sprint per la seconda posizione a 50 secondi di ritardo. Edoardo Fiorini della Petrucci 024 Cycling Team ha sopravanzato Javier Bordignon della SD Postumia 73, e questo è il podio dei primi 3 atleti che appunto salgono sul podio a ricevere i premi per con il successo appunto di Giacomo Dalla Pria nella 45esima edizione del Gran Premio Maglieria FDB. Io chiedo alla regia, a questo punto dovremmo avere un collegamento con Romina Disconzi. Eccoti qua, Romina, ti vedo già nei monitor a mia disposizione, che ha seguito come speaker, ma anche direi come apprezzata commentatrice le gare del mattino, e si sta divertendo ora senza avere un ruolo specifico nel seguire la gara degli juniores. Tra l'altro, insomma, intanto se ci vuoi Romina, intanto spiegare e far capire l'atmosfera che si è vissuta. Tra l'altro la gara degli esordienti, mi piaceva ricordarlo, intitolata anche alla memoria di Dino Disconzi, che è il tuo papà, scomparso qualche tempo fa, e che credo questo titolo ti abbia fatto enormemente piacere. A te Romina, scusami, per raccontarci un po' il clima che si è vissuto in questa mattinata, in questa domenica 8 di giugno a Cologna Veneta. Ciao Silvio, grazie per la linea. Come hai detto tu, è per me un motivo di grande orgoglio essere qui, nel senso che questa mattina si è aperta questa giornata calda di gare, perché fa veramente molto caldo, con la gara esordienti, gara unica, quindi insieme hanno gareggiato primo e secondo anno e poi gli allievi. Dicevi bene tu, per noi famiglia Disconzi è sicuramente un momento molto importante, perché per un uomo che ha dato 40 anni della sua vita al ciclismo non poteva esserci cornice migliore che quella di rendergli memoria attraverso le gare, perché se lui fosse qui sicuramente sarebbe a bordo strada. Quest'anno rispetto allo scorso anno, che è stato il primo GP easybikeshop.com a memoria del Dino Disconzi, hanno cambiato la partenza e l'arrivo, per cui ci troviamo nel cuore di Cologna Veneta. È stato fatto un gran lavoro di sinergia tra l'amministrazione comunale e l'FDB Sport, che hanno voluto cercare di creare anche maggiore attrattiva. La cornice di pubblico è importante, quindi scelta secondo me azzeccata, e sicuramente anche la gara del pomeriggio, che fa il suo debutto nel calendario gare juniores, ha il suo perché, per cui diciamo veramente un'edizione promossa a pieni voti.
Per quanto riguarda la categoria Juniores, Romina, la gara che tra poco ci accingiamo a seguire, abbiamo già le prime informazioni che arrivano, i nostri mezzi, la Moto 1, Moto 2, il drone, sono già concentrati appunto sulla gara, e non appena termineremo questa fase di presentazione con le gare che si sono svolte al mattino ci concentreremo su questa gara più importante. Dicevi, gara che è al debutto del calendario nazionale per quanto riguarda questa importante categoria, appunto la categoria Juniores, e quindi un ulteriore passo in avanti da parte della FDB Sport Club, che continua a crescere, che continua a riservare grande attenzione sia dal punto di vista organizzativo sia dal punto di vista chiaramente anche dell'allestimento di società, di gruppi sportivi che poi danno opportunità a tanti giovani di fare attività in un momento non particolarmente felice per il nostro movimento, perché ci sono numeri sempre più in contrazione sia dal punto di vista di società e di conseguenza anche di iscritti. Hai parlato come nella categoria esordienti, che normalmente ormai da tanto tempo ci si concentra nel far correre, il regolamento prevederebbe che si facciano correre gli atleti del primo e del secondo anno in due prove divise, invece c'è stata un'unica gara, un'unica manifestazione, questo anche per riuscire a partire, diciamo così, con dei numeri decenti. Sì, diciamo che la risposta che è stata data dalle società, soprattutto per quanto riguarda la categoria juniores, che è in corso di svolgimento, è stata importante. Tu hai fatto un elenco di quelle che sono le presenze a livello di numeri, e io ti posso dire che anche proprio il colpo d'occhio è importante. E quindi speriamo che possa essere l'inizio di una serie, come è stato poi anche il Gran Premio Maglieri FDB, che insomma è arrivato alla 45esima edizione per quanto riguarda la categoria allievi, e annovera nel suo albo d'oro nomi importanti del ciclismo. Non serve che faccia l'elenco perché appunto ne hai già accennato qualcuno. Tra l'altro, piccola chicca, nel 96 qui vinse anche Marco Dalla Bona, che oggi invece non è solo papà di un corridore, ma è colui che ha cercato di portare avanti la tradizione di casa e mettere in piedi una società che è quella l'FDB Sport, che promuove il ciclismo giovanile, per cui va dato merito anche alle giovani generazioni, alle terze generazioni nello specifico, che hanno voluto metterci del proprio per portare avanti quella che è la passione di casa. Bene Romina, intanto ti ringrazio per queste prime informazioni, ti prego di continuare a seguirci perché ti coinvolgerò e la regia provvederà chiaramente ad inviarti il link per poterti collegare, così insieme cercheremo di dare un servizio il più completo possibile ai nostri tanti teleascoltatori che ci stanno seguendo, che ci seguono normalmente in queste dirette streaming dove proponiamo queste manifestazioni dedicate alle categorie giovanili. Grazie Romina, vatti a cercare un po' di refrigerio perché credo che il caldo non manchi lì a Cologna Veneta come non manca qui a Campigliano. Esatto, al momento sono all'ombra, si sta anche bene, ho trovato la mia location. Un po' ventilato. Bene, ti ringrazio, ci sentiamo più tardi. Grazie Romina. Grazie. Allora, continuiamo, io direi a questo punto, chiedo alla regia di iniziare a concentrarci sulla prova diciamo così, più importante, quella che seguiremo live. Si tratta del Gran Premio Città del Mandorlato di Cologna Veneta, e questa prelibatezza locale e questa eccellenza appunto del Mandorlato iniziamo proprio con un servizio dedicato alla storia di questa eccellenza a cui è intitolato questo Gran Premio. Prego la regia. Siamo con Sara Garzotto. Quando si parla di Cologna Veneta è inevitabile pensare al mandorlato, e quando si parla di mandorlato, di storia, di tradizione, di ricette originali, la famiglia Garzotto sicuramente ne detiene una che fa la differenza. Sì, esatto, noi siamo la Garzotto Rocco e Figlio, un'azienda storica di Cologna Veneta, siamo presenti dal 1840, quindi sono 185 anni di storia e tradizione. Con me siamo arrivati, con me e mia sorella, alla 6ª generazione. La ricetta rimane invariata, quindi è sempre uguale, anche il metodo di produzione, e ci impegniamo, cerchiamo di portare avanti nel migliore dei modi.
Il mandorlato è un'eccellenza che è riconosciuta in tutto il mondo. Quale può essere il futuro di un prodotto così fragile ma anche così speciale? Allora, il nostro obiettivo è di farlo conoscere il più possibile, perché ovviamente il mandorlato è nato e conosciuto soprattutto nella nostra zona. Noi comunque lo commercializziamo un po' in tutta Italia ovviamente e anche un po' all'estero. Ovviamente è difficile entrare all'estero, però ci proviamo, ogni anno c'è sempre una vincita in più e cerchiamo di espanderlo anche negli altri mesi, perché ovviamente è un prodotto natalizio, quindi principalmente nei mesi invernali, però abbiamo un buon riscontro anche nei mesi estivi, perché viene utilizzato per fare dei dolci, dei gelati, e quindi via via ogni anno la richiesta aumenta anche fuori dal periodo natalizio, insomma. Francesco Bertolini, in rappresentanza dei marchi San Marco e Bertolini e Figli, una realtà, la vostra, che porta avanti la lunga tradizione del mandorlato colognese. Sì, Bertolini e Figli è il nostro marchio storico di famiglia, la nostra è una realtà familiare, e mentre dall'anno scorso abbiamo rilevato il marchio San Marco, che adesso faremo in modo di portarlo in auge, alzando un po' la qualità e trovando dei canali di vendita che andranno più sulla GDO. Il mandorlato, un prodotto che porta il nome di Cologna Veneta in tutto il mondo. Quali le caratteristiche che lo contraddistinguono da tutto il resto? Beh, sicuramente la ricerca delle materie prime, il miele, le mandorle italiane, la quantità di mandorle, oltre alla qualità, che lo contraddistinguono dagli altri. Margherita Bisognin, nel cuore di Cologna Veneta la vostra pasticceria è un punto di riferimento storico. Certamente, è una pasticceria storica che è appunto nel cuore di Cologna Veneta, dove anche noi creiamo il mandorlato, e attraverso questo prodotto intanto ringrazio appunto l'organizzazione di essere stata invitata per questo evento, di cui anche abbiamo la possibilità di fare anche delle piccole degustazioni del nostro prodotto del mandorlato e anche del cioccolato fondente. Alla pasticceria Bisognin il mandorlato si trova sotto tante forme e soprattutto in tanti alimenti diversi. Certamente, infatti abbiamo anche ideato la Diamond, è il nostro appunto un cavallo di battaglia della pasticceria, è un dolce creato con il mandorlato che vi invito anche a venire a degustare. Abbiamo anche creato il gelato al mandorlato, come di pasticcini al mandorlato, ma se mi venite a trovare forse è meglio. Dite la verità che vi abbiamo fatto venire un po' di acquolina in bocca, miele, zucchero, albume d'uovo e mandorle. Questa è la ricetta, se volete provare, diciamo così, però io vi consiglio magari di andare a Cologna Veneta o magari anche dove si fa il mandorlato veneziano, che non ha nulla a che vedere con ciò che tra poco vi faremo vedere, che qui insomma siamo a Cologna Veneta e quindi giustamente sottolineiamo la bontà del mandorlato di Cologna Veneta, ma anche a Mira e a Dolo si produce il mandorlato veneziano. Bene, andiamo con le immagini registrate delle fasi di partenza, quindi la gara è già in svolgimento, vi anticipo che siamo a circa 60 km dal traguardo, ma andiamo a vedere appunto questa sintesi registrata di presentazioni di questa manifestazione dedicata alla categoria juniores. 157 i corridori al via, che hanno preso il via in rappresentanza di 27 formazioni e c'è da coprire un percorso che misura globalmente 114 km e 300 metri, un circuito iniziale di poco inferiore di 4 km e 900 metri, 5 km scarsi da ripetere 8 volte, quindi per un totale di 40 km scarsi, e poi un percorso in linea nei comuni limitrofi di Zimella, di Bagnolo di Lonigo, Monticello di Fara, Meledo di Sarego, Grancona, dove è posto il primo Gran Premio della Montagna, Bocca d'Ascesa, Pederiva, Spiazzo, Lonigo con il secondo Gran Premio della Montagna, quindi 2 giri di questo percorso che propone dal punto di vista tecnico i momenti più importanti, quindi la salita di Grancona
e la salita di Buso della Giaretta e poi il ritorno a Cologna Veneta attraverso Bagnolo e Zimella, un totale di 114 km e 300 metri. Io direi con la regia a questo punto che, se siamo pronti, possiamo iniziare con il proporvi le immagini live della manifestazione. Vi ho detto abbiamo già superato i meno 60 al traguardo. Ecco, sulla destra dei vostri schermi vedete appunto le immagini live con il gruppo che sta procedendo a velocità direi decisamente elevata, come è d'abitudine in questa categoria dove non si fanno molti calcoli, si pedala e chi ne ha di più cerca di fare la differenza. Sono appunto 27 le formazioni che hanno preso il via, con i dorsali dal numero 1 al numero 9, i portacolori della FDB Sport Club, con il dorsale numero 1 Thomas Dallabona, che è il figlio, colui, diciamo così, che rappresenta a tutti gli effetti la terza generazione della famiglia Dallabona, con il papà Marco Dallabona, che è presidente della FDB Sport Club, e il nonno invece di Thomas, Luciano Dallabona, il grandissimo Luciano Dallabona, come già vi ho ricordato, 2 volte campione del mondo, vice campione olimpico a Tokyo 64 della 100 km a squadre, cronometro a squadre di 100 km, la ricorderete, insomma, per chi non è più giovanissimo, una delle discipline più impegnative del calendario mondiale e olimpico, che poi a un certo punto è uscito sia da uno che dall'altro per fare posto alla cronometro individuale e ora da qualche stagione anche alla cronometro diciamo maschile e femminile, che pone in palio un titolo mondiale, appunto 3 ragazzi juniores under 23 ed elite e 3 ragazze juniores under 23 ed elite. Pertanto una manifestazione questa che ha chiamato, che originariamente aveva ben 190 iscritti, poi sono stati 157 gli atleti che hanno preso il via. Allora, vedete queste immagini, sulla sinistra la testa della corsa, sulla destra gli inseguitori. In realtà c'è una situazione di gruppo compatto, mancano 50 km, poco più di 50 km al traguardo, lo vedete in alto a sinistra. Novità di questa stagione 2025, abbiamo la possibilità di esporre anche la grafica, con questo per aiutare anche a capire a che punto siamo della gara, quindi una situazione fino a questo momento di gruppo compatto. In precedenza ci sono stati chiaramente al chilometro per esempio 66 dal traguardo, c'era in fuga un gruppetto di 12 uomini che è arrivato ad avere 30 secondi di vantaggio sul gruppo, che poi ha reagito, e ora stiamo appunto assistendo a questa situazione di gruppo compatto, quindi corsa caratterizzata da una distanza importante, come vi ho detto 115 km scarsi, con una giornata molto calda, siamo abbondantemente sopra i 30 gradi, che sta caratterizzando questo periodo di fine primavera e inizio estate, insomma, quindi temperature normalissime per atleti che sono ormai abituati alla loro età a sostenere dei carichi di lavoro e di allenamento non banali. Le scuole ormai sono terminate e pertanto per tutti c'è la possibilità di allenarsi con costanza e con regolarità. Questo Gran Premio Città del Mandorlato di Cologna Veneta è intitolato a questa prelibatezza culinaria che è la caratteristica appunto di Cologna Veneta, e i produttori del mandorlato sono ambasciatori di questo straordinario territorio. Abbiamo sentito nel pregevole servizio confezionato da Andrea Fine, ne abbiamo sentiti alcuni: Margherita Bisognin,
San Marco, Bertolini e Figli, Marani, Garzotto, Rocco e Figlio, quindi queste le case produttrici appunto di questa eccellenza culinaria che ci viene invidiata in tutto il mondo. Durante la 2 giorni, perché questa è una 2 giorni, oggi dedicata alle categorie agonistiche, ieri dedicata invece alle gare amatoriali, sono stati allestiti proprio a Cologna Veneta stand e punti di degustazione per far conoscere e apprezzare al pubblico e a coloro che sono al seguito delle tante società che hanno partecipato e che stanno partecipando a questa giornata, per far conoscere appunto i segreti di questo dolce artigianale, simbolo delle feste e della tradizione veneta. Nel frattempo, mentre noi continuiamo a farvi venire un po' di acquolina in bocca, la gara chiaramente continua e si sta pedalando in salita con il dorsale 46 Sebastian Castro del team General System, che sta facendo l'andatura. Dicevo che ieri si è svolto, sabato 7 giugno, il primo trofeo Rainbow High Road, gare amatoriali, la 6ª tappa del torneo Province Venete, partenza alle 13:30, manifestazione che ha richiamato molti appassionati, e oggi alle 9, oggi domenica 8 giugno, alle 9 è partito il secondo Gran Premio easybikeshop.com Memorial Dino Disconzi, manifestazione dedicata agli esordienti primo e secondo anno, con il successo, come già vi ho ricordato, di Carlo Ceccarello della SD Ciclistica Monselice, società presieduta, importante società giovanile della provincia di Padova, presieduta da Barbara Masin. Poi alle 10:30 è stato il turno degli allievi, che si sono contesi il 45esimo Gran Premio Maglierie FDB, con il successo in questo caso di Giacomo Dalla Pria della Faizanec SZ Sandrigo Bike, di patron Davide De Marchi, quindi immagino anche la felicità di Davide, dell'amico Davide, che anche lui impegnato da tanti anni nell'allestire formazioni e nell'organizzare eventi per dare possibilità a tanti giovani di appunto fare attività sportiva. Sport, cultura, tradizione e comunità, mentre nel frattempo si crea un po' di selezione anche, salendo appunto verso il Gran Premio della Montagna. Il legame tra sport e territorio e cultura è il cuore di questa manifestazione. Questa è la mission della società promotrice dell'evento, FDB Sport Club, presieduta da Marco Dallabona. Il nuovo Gran Premio rappresenta un'occasione importante per promuovere il ciclismo giovanile e le eccellenze di Cologna Veneta in un'unica cornice. Quale disciplina migliore del ciclismo appunto per promuovere non solo l'attività sportiva giovanile, ma anche le eccellenze, in questo caso culinarie, e grazie anche alle immagini che vi stiamo proponendo, ci aggiungo anche del territorio. In testa alla corsa si cerca di fare selezione, si è sganciato un terzetto allora dorsale 111, 46 e 139 per quanto riguarda Gabriele Zago, Industria Fornitura Moro. Con il dorsale 139 Matteo Piva del gruppo sportivo Giovani Giussanesi. E con il dorsale 46 invece abbiamo
Sebastian Castro del team General System. Sulla destra vedete corridori invece in difficoltà che stanno perdendo le ruote del gruppo principale. Bella questa immagine dal drone che ci consente anche di comprendere le reali difficoltà di questo tratto in salita, tratto sul quale si sta creando un'importante selezione. Un bel primo piano di Matteo Piva. Non fatevi ingannare dalla cadenza di pedalata decisamente bassa, il problema è che le pendenze sono pendenze molto impegnative. Pertanto non è facile fare cadenza, ma con un rapporto agile cercare appunto di sfruttare questo rapporto per superare le difficoltà che questa salita propone. Sempre con il dorsale 139 a fare l'andatura Matteo Piva, che ora trova, tutti e tre trovano, Matteo Piva, Sebastian Castro e Gabriele Zago trovano un tratto dove la strada spiana e c'è la possibilità appunto di prendere un po' fiato, ma allo stesso tempo anche non vanificare il grande sforzo fatto finora. Questo tratto in salita dal drone ci consente anche di capire, saranno due i passaggi sulla salita di Grancona e sulla salita di Buso della Giaretta. Vedete la selezione che si sta creando in questi tratti anche abbastanza semplice per la nostra motoripresa, che tra l'altro non ho ancora ringraziato e non ho ancora salutato Silvano Da Rossa e Andrea Fin su Moto 1, Silvano Da Rossa alla guida, Andrea Fin alle riprese, su Moto 2 Diego Santarossa e Roberto Casarin. Le immagini dal drone, quelle che stiamo vedendo in questo momento, ci sono proposte da Andrea Tonin, che gestisce chiaramente questo strumento qui in regia con il sottoscritto Silvio Martinello a farvi compagnia, Manuel Canton e Fabio Simonetto che stanno coordinando il lavoro di tutti noi. Ecco il terzetto che è riuscito ad accumulare un vantaggio non indifferente. Qui siamo con le immagini sui primi inseguitori, c'è un corridore solitario che non ho ancora capito e compreso se sta cercando di riportarsi tutto solo sul terzetto che comprende Gabriele Zago, Sebastian Castro e Matteo Piva, o se invece li ha saltati e superati. Credo che ci si trovi con gli inseguitori qui, perché vedo le ammiraglie che stanno, le auto al seguito che stanno superando e si stanno riportando. Eccolo qua il terzetto al comando, no, qui siamo con una coppia, scusate, ma il drone sta recuperando posizioni, ma non siamo sulla testa della corsa, tra poco dovremo arrivarci. Vedete come sia frastagliato il tutto? No, siamo lontani dalla testa della corsa, siamo lontani e come. Queste immagini ci consentono comunque anche di apprezzare e di gustarci l'occhio con questa zona collinare particolarmente apprezzata. Siamo tra le province di Vicenza e di Verona.
Vedete quanta selezione si è creata in questo tratto in salita. Questa è decisamente una manifestazione che andrà a premiare un atleta completo, un atleta chiaramente anche ben allenato a questo punto della stagione, perché il percorso è decisamente impegnativo. Vedete la lunga, tanti gruppetti, il nostro drone sta risalendo piano piano, ma guardando sempre all'orizzonte si vedono ulteriori gruppetti che stanno pedalando molto velocemente. Qui siamo già in un tratto più semplice, non è più la salita vera e propria, ma stiamo già pedalando in falsopiano e in discesa. E vedete che la testa della corsa è decisamente lontana. Ecco, vedo un terzetto e non vedo più atleti. Allora, quello che vediamo ora e che tra poco affronterà, lo stiamo vedendo da molto lontano, questa curva, questa semicurva sulla sinistra, deve essere il terzetto di testa, perché davanti a questi 3 atleti vedo solo auto dell'organizzazione. Questi sono alcuni inseguitori che stanno cercando di riportarsi nelle zone buone della corsa. Vedete, queste immagini ci fanno apprezzare anche queste distese di coltivazioni, la zona di produzione di vini è anche molto di eccellente qualità. Ok, allora io direi a questo punto, prima di avere la possibilità di fare un po' di ordine, ecco, di mandare un'intervista che è stata realizzata da Andrea Fin, dal nostro direttore, a Marco Dallabona, il presidente di FDB Sport Club, la società che è responsabile dell'organizzazione di questa 2 giorni di Cologna Veneta. Prego la regia. Marco Dallabona, presidente dell'FDB Sport Club, la mattinata è andata alla grande, c'è stato un grande spettacolo, tutto pronto anche per gli juniores adesso? Tutto pronto anche con i juniores, è una gara che aspettiamo con ansia, tanto attesa, il pubblico, tante persone sono rimaste qua proprio per vedere questo nuovo spettacolo, insomma. Speriamo ripetano quello che hanno fatto stamattina i più giovani. Che bello vedere le strade di Cologna Veneta riempirsi di biciclette e riempirsi di pubblico così. Hai ragione Andrea, da buon colognese sei anche tu fiero di questo evento che sta portando di nuovo in voga il ciclismo da queste parti. Diego Zoccatelli, presidente del comitato provinciale di Verona, ieri Roncolevà, oggi addirittura un'intera giornata di ciclismo a Cologna Veneta. La provincia di Verona si conferma territorio di grande ciclismo. Oggi l'FDB Sport Club ha messo in cantiere qualcosa di grande, che dimostra la forza ormai di questa società. Sicuramente esordienti, allievi juniores è una giornata pazzesca dal punto di vista organizzativo, però insomma, vediamo che l'hanno tenuta su al meglio e oggi c'è la ciliegina sulla torta con la gara degli junior, con un percorso favoloso, durissimo. Vedremo e speriamo magari che vinca anche un veronese. Tra l'altro importante, soprattutto per la categoria allievi e per quella juniores, trovare anche percorsi tecnicamente validi e sicuramente quelli di Cologna Veneta lo sono. La gara di Cologna Veneta, una storia, abbiamo visto nell'Albo d'Oro campioni che poi sono diventati professionisti e sicuramente vincerà un campione che poi sentiremo negli anni futuri. Il meglio del ciclismo italiano ed internazionale è tornato su Extra Ciclismo.
Ogni giovedì sera a partire dalle 21.05 su Telechiara e in streaming su ciclismoweb.net potrete seguire tante gare, tante immagini, tante emozioni, comprese queste della gara che state seguendo in diretta. Noi siamo pronti a raccontarvi il ciclismo in tutte le sue sfaccettature. Vi aspettiamo. Bene, abbiamo sentito l'intervista realizzata da Andrea Finn prima della partenza, proprio nel momento, nella pausa pranzo, chiamiamola così, dopo le 2 manifestazioni dedicate agli esordienti e agli allievi che si sono svolti in mattinata, e prima che prendesse il via la gara che stiamo seguendo in diretta dedicata alla categoria juniores. Abbiamo sentito appunto Marco Dall'Abona, presidente e anima di FDB Sport Club, Fratelli Dall'Abona Sport Club, la società organizzatrice, e anche l'appassionatissimo, nonché sempre presente, presidente del comitato provinciale di Verona, Diego Zoccatelli, uno dei comitati provinciali più importanti non solo della nostra regione ma di tutto il territorio nazionale, dove l'attività è a 360 gradi, attività su strada, e oggi chiaramente ne è una grande testimonianza, attività di fuoristrada e attività su pista con il velodromo di Pescantina, di cui tra l'altro il Comitato Provinciale di Verona è gestore, questo importante velodromo, che colgo l'occasione anche per così sensibilizzare gli amministratori, ma non solo, anche gli enti preposti come la Federazione Nazionale, un impianto che meriterebbe di essere risistemato per la grande attività che viene svolta, il grande numero di iscritti e diciamo così anche, non vogliamo dimenticarlo, i tanti campioni che da quel velodromo sono usciti e che hanno portato grandissimi risultati a tutto il nostro paese. Ultimo in ordine di importanza, in ordine temporale, un signore che si chiama Elia Viviani, campione olimpico a Rio, nonché medagliato anche a Tokyo e anche all'ultima edizione dei Giochi di Parigi 2024. Pertanto un impianto ed un velodromo che meriterebbe certamente una maggiore attenzione da parte delle istituzioni e delle amministrazioni, perché avrebbe bisogno indubbiamente di qualche lavoro di restauro. Torniamo a concentrarci invece sulla manifestazione. Abbiamo sentito sia Marco Dall'Abona sia Diego Zoccatelli sottolineare come questa prova juniores che stiamo seguendo sia sicuramente una prova che farà emergere un corridore completo, un corridore con grande qualità. Non può essere diversamente, considerate le difficoltà del percorso, mentre siamo in attesa che ci giungano immagini da Cologna Veneta e zone limitrofe. Non siamo in questo momento, la corsa non è a Cologna Veneta, ma siamo appunto nelle zone limitrofe. La regia mi comunica che abbiamo Marina Disconzi, scusami Marina, ormai ti ho battezzato Marina, invece Romina Disconzi, che insomma questo è il tuo vero nome, non so perché mi viene in mente questo Marina, non so, non conosco altre Romine, quindi chissà perché, sei l'unica Romina che conosco, ora cercherò di memorizzarlo bene. Romina Disconzi che ci aiuta in questo racconto e ci fa capire anche che tipo di clima si sta respirando lì a Cologna Veneta, in attesa appunto che la corsa arrivi in prossimità del traguardo. Nel frattempo, Romina, sono tornate le immagini e abbiamo una situazione che in questo momento non vede più solo 3 uomini al comando, quindi Gabriele Zago, Sebastian Castro e Matteo Piva, ma un gruppettino che si è formato molto meno numeroso rispetto a quello che avevamo visto in precedenza. A te Romina. Eccomi qua Silvio, ti perdono anche se mi chiami Marina, però scommetto che al prossimo collegamento andremo sul sicuro con Romina. Allora, io sono nell'abitato di Cologna Veneta, qui di fatto in questo momento la gara può essere seguita solo attraverso le dirette oppure radiocorsa, perché il passaggio degli atleti è ben distante dal centro cittadino. C'è grande attesa perché comunque quello che state vedendo attraverso le immagini è uno dei passaggi chiave del percorso che appunto scollina tra i colli iberici, quindi dalla provincia di Verona passa del Vicentino per poi tornare qui nell'abitato di Cologna Veneta.
L'affluenza di pubblico è importante, nonostante la calura, sono in molti ad aver scelto di essere qui a bordo strada per tifare gli atleti. Immagino che ci sia attesa, anche perché la passione da quelle parti è sempre qualcosa di rilevante, ha radici profonde che partono da molto lontano. Si fa qualche nome Romina, in questa attesa. Beh, noi abbiamo, e poi lo manderemo, un servizio con alcune interviste che il nostro Andrea Finn ha realizzato prima della partenza ad alcuni attesi protagonisti: Matteo Rossetto, Daniele Veronese, Teo Lancioni. Ecco, ti faccio questi 3 nomi. È chiaro che in una categoria come quella juniors diventa difficile anche fare dei pronostici, insomma, perché sono ragazzi che in questa categoria ci stanno per 2 stagioni, pertanto il ricambio è sempre un ricambio molto importante. Ma tra gli addetti ai lavori si fa qualche nome? C'è attesa particolare per qualcuno? Come su tutti, anche perché le squadre si stanno muovendo bene. C'è stata gran bagarra fin dai primi colpi di pedale, anche nel circuito pianeggiante che di fatto ha fatto da preludio a quello che è poi il passaggio sui colli che state appunto vedendo attraverso le immagini. Per cui diciamo che non c'è un pronostico netto, se devo essere sincera, e questo è un percorso che potrebbe dare 2 chiavi di lettura, secondo me. O avremo una vittoria in solitaria, oppure si presta a un arrivo di un drappello di poche unità. Poi magari verrò smentita, però tendenzialmente questo è quello che ci si aspetta. Bene, grazie Romina, intanto di questo contributo ti chiameremo ancora, ti anticipo, ti chiameremo Certo, ancora, sono qui intanto per voi. ti lasciamo così a seguire anche per noi, così poi ci aiuti a raccontarlo meglio l'evento. Grazie intanto e buona continuazione. Abbiamo visto che si è selezionato, stiamo vedendo che si è selezionato questo drappello dove per ora non c'è diciamo così, un'andatura decisamente determinata, e infatti questo rallentamento davanti consente ad altri atleti di rientrare. Sarà circa un gruppettino di una 40-50 unità, mentre c'è un nuovo allungo in testa alla corsa, e si tratta del dorsale numero 38, portacolori del team General System, Matteo Paltrinieri, che sta cercando di allungare, ma c'è immediatamente la reazione, pertanto nulla da fare per Matteo Paltrinieri, che invece, attenzione, rilancia nuovamente la propria azione, approfittando in questo secondo allungo di un rallentamento alle sue spalle. Eccolo qua, Matteo Paltrinieri, Team General System, con bella pedalata, bello stile, sta cercando di aumentare il proprio vantaggio nei confronti di un drappello dove ci sono diversi suoi compagni di squadra. Il Team General System è presente con 11 atleti a questa manifestazione. Eccola qui, proprio l'ammiraglia del Team General System, che in precedenza abbiamo visto protagonista in salita con Sebastian Castro. Corridori che stanno attendendo e che chiamano anche con insistenza le ammiraglie al seguito, ma c'è stata selezione, non tutte le ammiraglie sono certamente in grado di rifornire i propri atleti, perché ora questo è un momento in cui anche altri stanno rientrando, approfittando di questo rallentamento, mentre Matteo Paltrinieri approfitta di questa situazione per continuare nel suo tentativo. Ora il gruppo
quel che rimane perlomeno del gruppo, si è rimesso nuovamente in fila indiana, e questo non è un bel segnale, non è un bel segnale per Matteo Paltrinieri, che chiaramente dovrà cercare di resistere al ritorno del gruppo. Prima con una posizione che lo vedeva con le mani alte sulle leve del manubrio, ora invece mani basse, una posizione più aerodinamica per Matteo Paltrinieri del team General System, che a circa 35 km dal traguardo prende l'iniziativa. Non è facile chiaramente tutto solo riuscire a mantenere una cadenza ed un ritmo tale per provare a fare grandi differenze. Le grandi differenze si possono fare solo ed esclusivamente in questo caso se il gruppo inseguitore ignora questo tentativo. Abbiamo visto che in un primo momento c'era stato un rallentamento, ora invece questa immagine, lo vedete sulla destra. Nel frattempo sono 24 i secondi di vantaggio, continuano tanti corridori con il braccio destro alzato a richiamare l'attenzione delle loro ammiraglie, nella speranza che ci siano le loro ammiraglie. Vedete si è formato un gruppo di circa una sessantina di corridori all'inseguimento di Matteo Paltrinieri, che a 35 km dal traguardo sta pedalando con un vantaggio di circa 25 secondi. E alcuni suoi compagni di squadra, bella questa immagine sulla destra, lo vedete, compagni di squadra appunto di Matteo Paltrinieri alla Team General System, che stanno facendo buona guardia in testa al gruppo nel tentativo di stoppare qualsiasi tentativo di reazione ci possa essere. Questo atteggiamento del gruppo inseguitore, anche queste reazioni che per il momento mancano, inibite anche dalla presenza in forze dei compagni di squadra di Matteo Paltrinieri, consente certamente allo stesso di dovrebbe consentire allo stesso di aumentare sensibilmente il proprio vantaggio. Nel momento, attenzione, c'è una reazione ed è il dorsale 110, si tratta di Nicola Belvedere della Industrie Forniture Moro, prova a reagire, anche lui tutto solo, ma immediatamente con il dorsale 41 Matteo Ranieri del team General System si porta su di lui, su Nicola Belvedere, che si volta e vede appunto Matteo Ranieri sulla sua ruota, che, capendo immediatamente che non gli darà un cambio perché c'è un suo compagno di squadra, Matteo Paltrinieri, in testa alla corsa. 1 minuto e 10, il nuovo aggiornamento che ci arriva dalla grafica, informazioni chiaramente che giungono direttamente da Radio Corsa, Radio Informazioni, quindi ha ben approfittato Matteo Paltrinieri di questa fase di stanca nel gruppo prima dello scatto di Nicola Belvedere. È riuscito ad approfittare di questo rallentamento del gruppo per accumulare un discreto vantaggio. Bella anche la pedalata davvero di Matteo Paltrinieri, che si sta impegnando in un tentativo che
può sembrare complicato da portare a termine, ma in questo caso ci vogliono due fattori che devono andare per il verso giusto. Uno, chi è all'attacco, chiaramente che abbia le gambe per continuare a pedalare con un discreto ritmo, e mi pare di capire dalle immagini che Matteo Paltrinieri per ora, quando mancano per lui poco più di 32 km al traguardo, questo ritmo riesce a tenerlo, questo ritmo utile, e chiaramente anche ciò che succede alle sue spalle. Alle sue spalle lo vediamo nelle inquadrature sulla destra, Nicola Belvedere della Industrie Forniture Moro è partito tutto solo, reagendo e cercando di recuperare terreno nei confronti di Matteo Paltrinieri. Sfortuna sua che alla sua ruota si è lanciato immediatamente Matteo Ranieri, che è compagno di squadra di Matteo Paltrinieri alla Team General System, e pertanto, come stiamo vedendo e come abbiamo visto fino a questo momento, non gli ha dato un cambio, come è giusto che sia. È molto vicino però al gruppo, i due inseguitori, quel che rimane del gruppo, perché non sono più di una sessantina di unità i corridori che fanno parte del gruppo principale. Erano 157 coloro che hanno preso il via alle 14:30 da Cologna Veneta per questa prima edizione del Gran Premio Città del Mandorlato di Cologna Veneta, organizzato dalla FDB Sport Club, storica società. FDB sta per Fratelli Dallabona, fondata appunto da Luciano Dallabona, campione del mondo della 100 km, vice campione olimpico, nonché poi atleta professionista e apprezzatissimo gregario di Felice Gimondi, società che ora è portata avanti dal figlio Marco Dallabona, con una terza generazione all'orizzonte, perché è ancora un corridore e sta correndo e sta gareggiando in questa manifestazione, e porta il numero 1 Thomas Dallabona, appunto tesserato di FDB Sport Club. Cala leggermente il vantaggio di Matteo Paltrinieri rispetto agli inseguitori, quindi alla coppia Nicola Belvedere e Matteo Ranieri, anche se poi sì, è una coppia, ma è un testa a testa in questo momento, perché Matteo Ranieri, che è sulla ruota costantemente di Nicola Belvedere, è compagno di squadra di Matteo Paltrinieri, pertanto non sta collaborando, e il vantaggio del battistrada nei confronti dei due inseguitori è di 58 secondi. Ora Nicola Belvedere sta chiedendo probabilmente qualche cambio a Matteo Ranieri, che giustamente e legittimamente, mi permetto di dire, non ha nessuna intenzione di darglielo, perché davanti c'è un suo compagno di squadra. Ora passa davanti, ma non con l'intenzione di rilanciare l'andatura. Credo sia molto vicino anche il gruppo principale, o ciò che rimane del gruppo principale, che dall'immagine precedente si vedeva decisamente riavvicinato. Ora Matteo Ranieri dà qualche cambio, anche lui si mette davanti. Ora Nicola Belvedere che ripassa in testa, e davanti tutto solo Matteo Paltrinieri, che continua nel suo coraggioso tentativo, per lui 30 km al traguardo. Diminuisce anche il suo vantaggio, che ora è cronometrato in 41 secondi, lo vedete in alto a sinistra.
Sta arrivando anche un terzo elemento e tra poco si aggiungerà ai 2 inseguitori. Si tratta di Emanuele Ferruzzi con il dorsale 145 della Polisportiva Monsummannese, Monsummano Terme. Siamo in Toscana, formazione toscana che è venuta in Veneto a cercare gloria in questa giornata dedicata al Gran Premio Città del Mandorlato di Cologna Veneta. Ha ancora un centinaio di metri di gap, sulla sinistra continuate a vedere invece Matteo Paltrinieri che rilancia la propria azione e tra poco avremo 3 inseguitori . Ritorniamo con le immagini a seguire il battistrada. Coraggiosa davvero questa azione, molto molto coraggiosa, che tra l'altro sta trovando anche, è ormai più di una decina di chilometri che è da solo Matteo Paltrinieri e che ha sfruttato questa fase di rallentamento, una prima fase di rallentamento del gruppo principale. Questa fase di rallentamento e la sua azione che gli ha consentito di racimolare un vantaggio che superava il minuto, 1 minuto e 10 per l'esattezza, mentre nel frattempo Emanuele Ferruzzi si sta riportando su Nicola Belvedere, ormai è vicinissimo, eccolo qui, e Matteo Ranieri. Ora logica suggerirebbe che Matteo Ranieri, che in questo momento sta lavorando in testa al terzetto, essendo compagno di squadra di Matteo Paltrinieri, ora che sono in 3 e non più in 2, a maggior ragione rispetto a prima, ecco, ora se ne accorge e credo proprio che ora non tiri più, però deve dare il tempo chiaramente a Emanuele Ferruzzi, dorsale 145, dopo lo sforzo solitario per rientrare deve dargli il tempo anche di recuperare un po' di fiato. È una situazione che dal punto di vista tattico per Matteo Ranieri è molto vantaggiosa, perché può stare tranquillo sulla ruota dei 2 compagni di fuga del terzetto inseguitore di Matteo Paltrinieri, che nel frattempo è da solo e pertanto deve sobbarcarsi tutto il carico di questo attacco individuale. Lui può rimanere sulle ruote e se i 2 componenti del terzetto che sono in sua compagnia lo riporteranno sotto, avrà la necessaria freschezza anche per provare a fare a quel punto la differenza. 27 km, 27, poco più di 27 km al traguardo per il battistrada Matteo Paltrinieri, Team General System, che sta pedalando veramente con ottimo ritmo. Ogni tanto si volta per capire quale sia la sua situazione, quale sia la situazione alle sue spalle. Ha un vantaggio di circa una quarantina di secondi. Alle sue spalle sono le auto e moto di servizio, ma non la sua ammiraglia, evidentemente il vantaggio. E si ritorna a pedalare in salita. Questo è il tratto più impegnativo per un corridore che ormai da più di una dozzina di chilometri è solo e pertanto anche la stanchezza comincia a farsi sentire. Chiede alla nostra motoripresa quale sia la situazione. Moto 1 guidata da Silvano Daros con Andrea Fin alle riprese, Moto 2 invece che è nel riquadro a destra e che sta seguendo gli inseguitori, condotta da Diego Santarossa con Roberto Casarina alle riprese. Il drone che tra poco, quando saremo entrati nel vivo della salita, lo vedremo ancora all'opera, gestito da Andrea Tonin, il sottoscritto Silvio Martinello a farvi compagnia al commento e in regia qui con me in studio Andrea Cantone e Fabio Simonetto che coordinano il lavoro di tutti noi. Vediamo che il terzetto in seguitore di Matteo Paltrinieri, perlomeno da questa immagine che ci consente di vedere all'orizzonte quale sia la situazione, non si intravedono corridori arrivare,
Pertanto anche il terzetto ha un discreto vantaggio nei confronti del gruppo e ha iniziato a salire. Non abbiamo nuovi aggiornamenti rispetto alla differenza tra la testa della corsa rappresentata da Matteo Paltrinieri e il terzetto all'inseguimento con Matteo Ranieri, con Nicola Belvedere ed Emanuele Ferruzzi. Non abbiamo ulteriori aggiornamenti su quale sia la differenza tra la testa della corsa e il terzetto all'inseguimento. Perde contatto Emanuele Ferruzzi sotto la spinta di Nicola Belvedere, che in questo tratto in salita si impegna in una ulteriore accelerazione che causa il dover arrendersi per ora di Emanuele Ferruzzi, che con una bella azione solitaria si era riportato sulla coppia che ora vedete, sulla quale è arrivata tra l'altro la miraglia del team General System, che va intanto a rifornire Matteo Ranieri e ora si porta, dopo aver ottenuto il via libera da parte della direzione di corsa, si porta sul battistrada Matteo Paltrinieri, che potrà a questo punto anche avere l'assistenza della propria ammiraglia. 25 km al traguardo, una manifestazione che è entrata decisamente nel vivo grazie alle ottime azioni soprattutto dei componenti del team General System, che con Matteo Paltrinieri sta confezionando un vero e proprio capolavoro questo ragazzo, perché anche in salita sta pedalando con ottimo ritmo, ha giustamente alleggerito il proprio rapporto, con la prima borraccia che è stata passata dall'ammiraglia si è bagnato, giornata molto calda, lo sottolineiamo, siamo intorno ai 32-33 gradi di temperatura, e poi invece la seconda l'ha messa nel suo portaborracce e poi l'auto si è fermata sulla destra a questo punto ad attendere il passaggio della coppia che vediamo inquadrato, coppia formata da Nicola Belvedere, dorsale 110, Industria Fornitura Moro la sua formazione, e dal dorsale 41 Matteo Ranieri, anche lui del team General System. Non vedono all'orizzonte il battistrada, questo è un ottimo segnale per Matteo Paltrinieri. Ora la sua azione si fa un po' più pesante, si alza sui pedali, anche perché qui la salita si fa veramente impegnativa. Siamo con pendenze in doppia cifra, riceve l'incitamento di alcuni appassionati e anche degli assistenti anche di altre formazioni, perché nel ciclismo si applaude sempre quando c'è un atleta che si rende protagonista di un'azione molto molto interessante come quella che sta mettendo in atto Matteo Paltrinieri, che anche in questo tratto in salita sta pedalando con ottimo ritmo. Le moto della scorta tecnica gli sfilano a fianco, credo che abbia un vantaggio intorno ai 50 secondi più o meno. Ho preso come riferimento quegli assistenti che sono stati poco fa superati dalla coppia al suo inseguimento, Matteo Ranieri e Nicola Belvedere. Ed è soprattutto Nicola Belvedere che in questo tratto in salita sta cercando di sfruttarlo per riportarsi più vicino al battistrada, che però continua a pedalare veramente con ottima cadenza e con ottimo ritmo. Ora incontra, ma non vuole essere bagnato dalla borraccia, tra l'altro ha lucidità per schivare anche una buca sull'asfalto. Matteo Ranieri che prende una borraccia da un assistente della sua società, Team General System,
che sta mettendo in atto anche dal punto di vista tattico veramente un'ottima operazione, ottima davvero, che sta consentendo ai propri atleti, soprattutto a Matteo Paltrinieri e a Matteo Ranieri, che si trova sulla ruota di Nicola Belvedere e sta tentando di resistere all'ulteriore accelerazione di Nicola Belvedere. Fa fatica Matteo Ranieri, ma è un momento cruciale, se riesce a tenere duro. Ora fortunatamente è terminato questo tratto particolarmente impegnativo e si può respirare, si può ritornare ad azionare, a spingere un rapporto più lungo per cercare, con l'intento di fare maggiore velocità, chiaramente una velocità più elevata. Vedete zone straordinarie anche dal punto di vista paesaggistico, curate, curatissime dal punto di vista delle coltivazioni. Qui ritorniamo invece su Cologna Veneta, la località che ha ospitato questa importante 2 giorni, perché ieri, lo ricordiamo, manifestazione, questa 2 giorni di Cologna Veneta, che ieri è iniziata con, a parte tutte gli stand dedicati che sono stati allestiti dai produttori del mandorlato, che sono gli ambasciatori di questo straordinario territorio, e il Gran Premio è proprio l'occasione per valorizzare questa che è a tutti gli effetti, il mandorlato, una delle eccellenze più identitarie di Cologna Veneta, che è rappresentato dai 5 produttori storici: Margherita Bissognin, San Marco, Bertolini e Figli, Marani, Garzotto, Rocco e Figlio, i 5 produttori storici di Cologna Veneta di questa prelibatezza, ovvero del mandorlato. Ieri è una giornata, mentre questo tratto in discesa, quindi abbiamo la possibilità di seguire Matteo Paltrinieri anche nell'affrontare questa discesa, e vedete arriva il nuovo aggiornamento rispetto al suo vantaggio nei confronti degli inseguitori. Avevo parlato di una 50ina di secondi, il nuovo aggiornamento invece cita 60 secondi tondi tondi, ovvero 1 minuto di vantaggio per Matteo Paltrinieri nei confronti del compagno di squadra Matteo Ranieri e di Nicola Belvedere delle Industrie Forniture Moro. Matteo Ranieri e Matteo Paltrinieri invece portacolori del team General System. Questa 2 giorni, vi dicevo che ieri è iniziata con una giornata e manifestazioni nel pomeriggio di sabato 7 giugno dedicata agli amatori, primo trofeo Rainbow High Road, gara amatoriale che fa parte del circuito denominato Torneo Province Venete. E oggi invece una giornata dedicata alle categorie agonistiche della Federciclismo. Alle ore 9 stamani il secondo Gran Premio easybikeshop.com Memorial Dino Disconzi, dedicato agli esordienti primo e secondo anno. Alle 10:30, sempre in mattinata di oggi, domenica 8 giugno, il 45esimo Gran Premio Maglierie FDB, dedicata alla categoria allievi. E ora alle 14:30 stiamo assistendo agli ultimi 20 km ormai di questa prima edizione del Gran Premio Città del Mandorlato di Cologna Veneta, categoria juniores, con Matteo Paltrinieri che si trova ad affrontare l'ultima asperità che lo divide dal traguardo. 1 minuto di vantaggio l'ultimo rilevamento cronometrico che lo divide dal traguardo di Cologna Veneta, e vedremo veramente già una ventina di chilometri che Matteo Paltrinieri è solo al comando. Quindi questa azione, questo tentativo sta assumendo rilevanze assolutamente degne di nota. Alle sue spalle Nicola Belvedere e il compagno di squadra Matteo Ranieri, cronometrati con l'ultimo aggiornamento a 1 minuto di ritardo. Ecco, li vediamo sulla destra in questo riquadro a doppia immagine che la regia ci propone, ora invece immagine singola appunto della coppia di inseguitori, con Nicola Belvedere sempre lui a fare l'andatura, soprattutto in salita. Ha ricevuto qualche cambio da Matteo Ranieri,
qualche cambio in precedenza, dopo l'insistenza di Nicola Belvedere, nonostante appunto i due, Matteo Ranieri e Matteo Paltrinieri, facciano parte della stessa formazione, Team General System. Questi tratti in falsopiano potrebbero essere più favorevoli alla coppia all'inseguimento, anche se è improprio parlare di coppia, perché appunto Matteo Ranieri si sta mantenendo da diversi chilometri passivo sulla ruota di Nicola Belvedere. Impegnato ora in discesa, Matteo Paltrinieri, uomo ormai da oltre 20 km solo al comando. Qui ritorniamo ad ammirare Cologna Veneta dall'alto, grazie alle immagini che ci vengono proposte dal nostro mezzo aereo, ovvero il drone gestito da Andrea Tonin, che ci dà la possibilità di apprezzare la bellezza di questa cittadina. Siamo appunto in provincia di Verona. Abbiamo sentito tra l'altro in uno dei collegamenti che abbiamo avuto con Romina Disconzi, da cui tra poco torneremo prima del traguardo, anche per farci dare le ultime novità appunto dalla zona del traguardo di Cologna Veneta. Mancano 26 km al traguardo e il vantaggio è sceso, decisamente sceso, quello di Matteo Paltrinieri nei confronti della coppia al suo inseguimento, formata da Nicola Belvedere e da Matteo Ranieri. Vedete l'ultimo aggiornamento, 23 secondi, arriva opportunamente anche l'ammiraglia del Team General System, più che mai fondamentale in queste fasi per dare intanto le indicazioni al proprio atleta, ma poi anche per sostenerlo dal punto di vista morale. Arriva anche l'ammiraglia della Industrie Forniture Moro per dare indicazione a Nicola Belvedere, che ha sempre questa scomoda presenza di Matteo Ranieri, che legittimamente sta sulla ruota del rivale perché in testa, con circa 25 secondi di vantaggio, c'è un suo compagno di squadra, Matteo Paltrinieri. Dicevo che Romina Disconzi ci ha parlato di questa sinergia tra la società organizzatrice FDB Sport Club, presieduta da Marco Dallabona, e l'amministrazione di Cologna Veneta, il sindaco Manuel Scalzotto in prima linea chiaramente. Manifestazioni di questa rilevanza e soprattutto di questo impegno anche dal punto di vista organizzativo, perché organizzare una manifestazione ciclistica non è poca cosa, anzi sono molte le risorse sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista anche umano da mettere in campo per presidiare incroci, per presidiare le strade, le scorte tecniche, la polizia stradale, che fanno un lavoro fondamentale per consentire la sicurezza e che tutto si svolga nel rispetto delle regole. Quindi l'impegno è un impegno veramente molto molto importante e molto gravoso sotto tanti punti di vista, non solo economico. Ribadisco che senza l'aiuto e il sostegno delle amministrazioni locali non sarebbe chiaramente possibile fare, perché il ciclismo ha queste dinamiche. A queste dinamiche si corre sulle strade, non all'interno di un impianto, di uno stadio, di un velodromo. Sì, alcune manifestazioni sì, manifestazioni su pista si corrono all'interno di un velodromo, ma il ciclismo su strada, lo dice la parola, si svolge su strada. E quindi a maggior ragione quando si percorrono tratti in linea,
l'impegno diventa un impegno molto molto gravoso e importante, che anche dal punto di vista delle autorizzazioni necessita di avere, appunto per poter ottenere queste autorizzazioni, tutte le carte in regola per far sì che tutto si svolga nel rispetto delle regole, con la necessaria incolumità anche degli atleti impegnati. Continuiamo a vedere, abbiamo continuato a vedere fino a poco fa questa immagine sdoppiata della... Eccole qua, nuovamente. Sulla sinistra la testa della corsa, Matteo Paltrinieri, e sulla destra la coppia al suo inseguimento con Nicola Belvedere, che sta ormai conducendo da tantissimi chilometri. In prima posizione sulla sua ruota Matteo Ranieri, compagno di squadra di Matteo Paltrinieri, pertanto autorizzato legittimamente, come ben spiega il manuale del giovane ciclista, che non esiste, sono le regole comunque, lo impongono. Chiaramente se ho un compagno di squadra davanti ho la possibilità e il diritto di rimanere sulla ruota di chi sta cercando di inseguire. Situazione direi decisamente favorevole per Matteo Ranieri, che ha la possibilità di rimanere sulla ruota di Nicola Belvedere. Allora, 36 secondi in questo momento, ecco, infatti arriva l'aggiornamento, perché rispetto ai 23 secondi che ci venivano indicati in precedenza avevo l'impressione, dove c'era sulla sinistra quell'addetto con bandierina rossa, quell'addetto ufficiale con bandierina rossa che stava segnalando alcune auto parcheggiate ferme sulla sinistra, che fosse maggiore rispetto ai 23 secondi che erano stati segnalati in precedenza, il vantaggio di Matteo Paltrinieri, che svolta sulla destra e inizia nuovamente a salire. Ecco, ora dovrà gestire, si tratta di gestire questo vantaggio e anche lo sforzo, chiaramente. Ormai da una ventina di chilometri è solo al comando Matteo Paltrinieri, quindi la stanchezza inizia a farsi sentire. La nostra Moto 1 con Silvano Da Rossa e Andrea Fina alle riprese, sempre a testimoniare e a consentirci di vedere l'ottima azione di Matteo Paltrinieri, che Nicola Belvedere e Matteo Ranieri hanno iniziato a salire e Nicola Belvedere comincia a dare qualche segno di stanchezza, lui che in salita in precedenza era riuscito a creare delle difficoltà anche a Matteo Ranieri, che è costantemente sulla sua ruota. Vedete la differenza di pedalata tra i due, molto più dura, con una cadenza di pedalata inferiore, quella di Nicola Belvedere che è al comando, rispetto a Matteo Ranieri, che invece, con l'intento anche di salvare le gambe, procede con un rapporto più agile, ma deve anche stringere i denti per cercare di tamponare queste accelerazioni di Nicola Belvedere, che nonostante la stanchezza, nonostante il tanto impegno profuso fino a questo momento, sta cercando di scrollarsi di ruota l'ingombrante presenza di Matteo Ranieri. Arriva anche l'ammiraglia della Industrie Forniture Moro a dare indicazioni, probabilmente a comunicare il nuovo aggiornamento sul ritardo che la coppia ha nei confronti di Matteo Paltrinieri. Matteo Paltrinieri sulla sinistra, che riceve dalla propria ammiraglia un gel, probabilmente zuccheri a rapidissima assimilazione, da assumere non appena scollinerà. Abbiamo visto il direttore sportivo del team General System che
chiedeva qualcosa alla nostra motoripresa. Sarà interessante capire quale sarà la differenza tra il battistrada e la coppia all'inseguimento quando saremo al Gran Premio della Montagna. Perché lì saremo in grado di capire e di prevedere con una maggiore certezza quale potrà essere l'epilogo di questa interessante manifestazione, anche dal punto di vista tecnico, lasciatemelo dire, perché questi ragazzi non abbiamo da tanto tempo informazioni sul gruppo principale, erano rimasti una sessantina di atleti dei 157 che alle 14:30 di oggi pomeriggio avevano preso il via. Perché chiaramente abbiamo 2 moto a disposizione e pertanto si rimane sulla testa della corsa e sugli immediati inseguitori. Non abbiamo, dicevo, più aggiornamenti su ciò che accade alle spalle della coppia di inseguitori, però devo dire che stiamo assistendo ad una prova dal punto di vista tecnico veramente molto interessante da parte di questi ragazzi. Abbiamo la possibilità da questa immagine dall'alto di apprezzare intanto le pendenze della salita che sta affrontando Matteo Paltrinieri, solo al comando con una cinquantina di secondi di vantaggio, perlomeno questo è l'aggiornamento che arriva in questo momento. Salita molto impegnativa. Nella coppia all'inseguimento si girava Matteo Ranieri, sta faticando a tenere il ritmo di uno scatenato Nicola Belvedere, sta cercando in tutti i modi ormai da diversi chilometri di scrollarsi di dosso questa ingombrante presenza, che è chiaramente ingombrante perché collaborato pochissimo, come è giusto che sia, considerato che il battistrada è un suo compagno di squadra. Ora vedremo se si sta avvicinando qualcuno, perché ho la sensazione che qualcuno si stia avvicinando. Qualcuno si stia avvicinando ai 2 inseguitori. Qui ho la sensazione che sia il direttore sportivo della Team General System che si è impegnato in questo sforzo di accompagnamento del proprio atleta, che gli ha letteralmente fatto una doccia, non so quanto opportuna sia francamente, al di là del caldo con cui certamente stanno gareggiando, ma l'ho praticamente inzuppato d'acqua. E rilancia la propria azione, rilancia Matteo Paltrinieri, veramente molto bravo. Complimenti davvero, perché si sta rendendo protagonista di un'azione molto interessante e di ottima fattura, diciamo così. Mentre Nicola Belvedere non si trattava del direttore sportivo, ma si trattava dell'assistente meccanico che è seduto nel sedile posteriore. Il direttore sportivo giustamente è rimasto alla guida dell'ammiraglia, che si è fatto questa corsa. Ecco, vediamo alle spalle di Matteo Ranieri
e di Nicola Belvedere che stanno sopraggiungendo altri atleti. Vedete, non erano tutti tagliati fuori, anzi, quindi situazione che potrebbe nuovamente cambiare, potrebbe, uso il condizionale, perché Matteo Paltrinieri continua ad avere un vantaggio molto interessante, pedala con un'ottima cadenza, un ottimo ritmo, senza in apparenza dare nessun segnale di stanchezza. Ora percorso più agevole anche per la coppia di inseguitori, Nicola Belvedere e Matteo Ranieri, che sono cronometrati con un ritardo di una cinquantina di secondi, ma alle loro spalle sta succedendo qualcosa. Altro rifornimento per Matteo Paltrinieri, via, altra doccia, altra doccia. Ora si pedala in discesa e quindi continuano ad assumere sempre maggiore rilevanza le probabilità per Matteo Paltrinieri. Attendiamo fiduciosi anche un ulteriore aggiornamento da parte di Radio Informazioni per darvi contezza del vantaggio. Ora il nostro drone, gestito da Andrea Tonin, in questo tratto di percorso che al giro precedente aveva creato qualche difficoltà perché ci eravamo un po' persi, invece siamo concentrati su Matteo Paltrinieri, il battistrada. Continuiamo a seguire, grazie a queste immagini dall'alto, la bella progressione di Matteo Paltrinieri del team General System, società romagnola che ha affrontato questa trasferta in terra veneta con il piglio giusto e per ora sta decisamente monopolizzando la situazione, che però non è ancora definitivamente in saccoccia, ma abbiamo apprezzato veramente in Matteo Paltrinieri un ragazzo di cui sentiremo senza dubbio parlare. Eccoci qua ancora con il battistrada. Sta attraversando questa zona caratterizzata da coltivazioni e da campagne curatissime, come potete vedere, che sono il vanto di
Allora, per quanto riguarda, chiedo alla regia, abbiamo un ultimo contributo che, scusateci, ma la corsa chiaramente prendeva e ci siamo tenuti il tutto anche per i tratti in cui abbiamo maggiore difficoltà nel proporvi delle immagini. Chiedo conferma alla regia, abbiamo le interviste di 3 attesi protagonisti, di cui però finora, vi anticipo, non abbiamo avuto notizia. Quindi si tratta di interviste registrate dal nostro Andrea Fin stamani nel primo pomeriggio, prima della partenza, a Matteo Rossetto, a Daniele Veronese e a Teo Lancioni. Prego la regia. Matteo Rossetto, al via della sfida di Cologna Veneta, oggi tanto caldo e soprattutto tante salite da affrontare. Sì, oggi è una giornata molto calda, non è il primo caldo ma comunque farà la differenza e le salite, l'ultima salita ho visto molto impegnativa e speriamo bene insomma. Come correrà la Borgo Molino Vigna Fiorita oggi? Ancora non sappiamo bene la tattica perché dobbiamo ancora parlarne, però cercheremo di cogliere il massimo insomma. Altri nomi da tenere d'occhio? Molti sono via al Baron, però ci sono anche molti ragazzi forti e terremo d'occhio le squadre più importanti, l'Autozai, insomma, ecco, a posto così. Nomi precisi non ne ho. Gabriele Veronese, reduce da una notturna a Cavarzare dove il team nord-est ha colto il primo e il secondo posto, oggi tanto caldo e tante salite. Sì, allora siamo andati a vedere le salite, sappiamo che sono abbastanza dure, quindi faranno abbastanza selezione e il caldo giocherà a brutti scherzi, molto probabilmente. Come si muoverà oggi il team nord-est che è orfano di Daniele Forlin? Sì, Daniele Forlin è in Coppa delle Nazioni, quindi oggi siamo senza di lui, saremo dentro tutte le fughe come sempre e vedremo come andrà. Teo Lancioni, team General System, oggi a Cologna Veneta con quale obiettivo? Ma oggi dai, sappiamo che è una gara molto dura e ci sono molti ragazzi forti, però noi cercheremo sicuramente di essere protagonisti. Un percorso esigente che apre una seconda parte di stagione che lo sarà ancora di più, siete pronti? Ma sì, dai, siamo pronti, iniziamo ad entrare nel clou della stagione e appunto oggi gara dura, cercheremo di essere presenti, entrare nelle fughe e cercare di cogliere il miglior risultato possibile. Ecco. Eccoci di nuovo in diretta dopo aver ascoltato Matteo Rossetto, Daniele Veronese e Teo Lancioni che ci hanno raccontato delle attese e delle, diciamo così, dei desideri che avevano prima della partenza, loro e le loro società chiaramente di appartenenza. Allora chiedo conferma alla regia se abbiamo la possibilità di collegarci con Romina Disconzi che è a Cologna Veneta, mancano ormai meno di 20 km al traguardo. Con questa azione, Romina, ti vedo nel mio teleschermo di servizio, questa azione di Matteo Paltrinieri che sta assumendo veramente proporzioni molto molto interessanti sia per il vantaggio sia anche, mi permetto di dire, per la consistenza di questo tentativo. Se dovesse riuscire ad arrivare al traguardo si sarebbe sciroppato 40 km in solitaria in un percorso assolutamente non banale. Guarda Silvio, per alcuni aspetti questa corsa ricalca un pochino quello che è stato l'epilogo della gara allievi, con l'azione lunga di Dalla Pria, che poi è stato il leader della gara, che ha attaccato anche lui nelle asperità di giornata, prima con un terzetto e poi si è allungato da solo verso il traguardo. Ricordiamo che una delle caratteristiche di questa corsa è il lungo rettilineo d'arrivo che porta dalle asperità di giornata poi al traguardo di Cologna Veneta. Per cui è vero sì che Paltrinieri sta veramente facendo il vuoto attorno a sé, però i chilometri che portano qui al traguardo sono ancora importanti. Per cui se vorrà fare la differenza la deve fare ora, mantenendo anche quello che è cercando di mantenere le risorse che ha sulle gambe sino al traguardo. Quello che posso dirti da qui, che ovviamente adesso pian piano vedremo arrivare anche le ammiraglie che stanno scendendo dai GPM, ci sono tantissimi corridori con il dorsale abbassato, per cui le asperità di giornata hanno fatto profonda selezione nel gruppo.
Eh sì, hanno fatto emergere solo coloro che hanno chiaramente delle caratteristiche particolari e anche un'ottima condizione di forma. Questo era abbastanza prevedibile, considerate le difficoltà del percorso e anche la giornata decisamente molto molto calda. Questa formazione romagnola, l'Academy Team General System, che sta veramente caratterizzando con la condotta di gara dei propri atleti questa manifestazione, scesa o salita, visto anche geograficamente la Romagna è un po' più a sud rispetto al Veneto, salita in Veneto per cercare veramente di cogliere di fare un colpo grosso. Sì, e di essere anche l'elemento novità, perché non era tra i papabili, nel senso che si erano fatti dei nomi, Andrea Fina gli aveva appunto gli aveva dato parola poco prima del via, Paltrinieri invece ha avuto, tra virgolette, campo libero per poter mettere in atto un'azione che ha veramente segnato questa corsa e la sta segnando tuttora, ovviamente. Lui che è al secondo anno nella categoria junior, appunto una società che ha esordito in questa importante categoria nel 2023, quindi sono la loro terza stagione, e devo dire che da ciò che abbiamo potuto vedere fino a questo momento sono stati e continuano ad essere grandissimi protagonisti. Quindi non appena avremo la possibilità, intanto grazie Romina, vedremo se ci sarà spazio. Ci mancherebbe, grazie a voi, è stato un piacere. Se ci sarà spazio nel dopo corsa per fare un altro collegamento con te, nella speranza, cosa che viene sempre un po' non trattata, diciamo così, con la giusta rilevanza, nella speranza che gli organizzatori, perlomeno il podio, i primi tre, possiamo avere i tempi tecnici per poterli mandare in onda, altrimenti l'appuntamento sarà giovedì prossimo nella trasmissione ormai tradizionale, appuntamento settimanale del giovedì con Extra Ciclismo, della trasmissione della quale sei, insieme ad Andrea Fina, la conduttrice. Verissimo, noi vi aspettiamo giovedì, ci saranno le sintesi delle gare del mattino, quindi esordienti ed allievi, e poi ovviamente un'ampia sintesi verrà fatta anche della categoria juniores che è in corso di svolgimento. Bene, grazie Romina. Intanto, se non c'è spazio per un nuovo collegamento, ci vediamo tramite i monitor giovedì sera. Buon lavoro, nel frattempo sono ritornate le immagini, grazie per il tuo contributo, sono ritornate le immagini e non è cambiato nulla, ovvero sempre Matteo Paltrinieri solo al comando, che sta pedalando con ottimo ritmo, assolutamente. Si intravede dall'ondeggiare delle spalle una giustificatissima fatica che sta emergendo, perché è solo da tantissimi chilometri, e se questa sua impresa a tutti gli effetti dovesse andare in porto, sarebbe veramente una giornata da incorniciare per Matteo Paltrinieri e per la sua società Team General System, che quando mancano 11 chilometri al traguardo di Cologna Veneta, tra poco saremo in grado di darvi anche il vantaggio sugli immediati inseguitori. Non ho notizie se ci sia ancora una coppia al suo inseguimento, che in precedenza era formata da Nicola Belvedere e dal compagno di squadra Matteo Ranieri, o se invece c'è stato un rimescolamento, perché salendo verso il Gran Premio della montagna di Buso della Giaretta erano molto vicini i componenti. Eccolo qua, il gruppo inseguitore, vedete, non è più formato da una coppia ma da un gruppo decisamente folto, sono circa una quindicina gli atleti che ne fanno parte. Ci sono anche compagni di squadra di Matteo Paltrinieri, ci sarà certamente Matteo Ranieri, e ho visto anche con il dorsale numero 40 Teo Lancioni, e quindi tutti i corridori che compagni di squadra di Matteo Paltrinieri, che faranno buona guardia. No, forse sono di più di 15, arriviamo anche a 20. Tra poco attendiamo anche di conoscere il vantaggio del battistrada Matteo Paltrinieri, che a 10 km dal traguardo, ultimi 10 km di fatica, di impegno, di determinazione, con il traguardo che si avvicina sempre più e con la fatica chiaramente che aumenta sempre più,
ma allo stesso tempo anche con la consapevolezza di essere impegnato in un qualcosa che sta assumendo delle dimensioni dal punto di vista tecnico molto molto interessanti. 1 minuto e 10, 1 minuto e 10, non è ancora scritta l'ultima parola però, perché da questa immagine che ci permette anche di vedere l'espressione visiva di Matteo Paltrinieri capiamo che questi ultimi 10 chilometri saranno molto molto impegnativi, perché mi è sembrato di scorgere veramente tanta stanchezza nell'espressione di Matteo Paltrinieri. Il vantaggio è un vantaggio importante, capiremo tra poco se potrà essere anche un vantaggio rassicurante. Nel frattempo alle sue spalle sempre la formazione delle Industrie Forniture Moro, la formazione di Nicola Belvedere. Non è lui in prima posizione in questo momento, ci sono almeno altri 2 componenti di questa formazione, insieme a colui che sta conducendo l'inseguimento fanno 3, tra poco la nostra motoripresa si avvicinerà e saremo in grado anche di darvi il dorsale e i numeri e i nomi chiaramente di coloro che stanno impegnando all'inseguimento. Intanto bella questa immagine perché abbiamo il portacolori delle Industrie Forniture Moro che sta tirando in testa al gruppo, il gruppo inseguitore, e ben 4 compagni di squadra di Matteo Paltrinieri alle sue spalle. Veramente una compattezza di squadra. Allora, mi sembra il dorsale 111, si tratta di Gabriele Zago che sta tirando in testa al gruppo inseguitore con ben 4 compagni di squadra di Matteo Paltrinieri sulla sua ruota. Questo a testimoniare la compattezza di questa formazione romagnola che oggi è arrivata a Cologna Veneta con l'intenzione di fare cose molto molto interessanti. Direttori sportivi di questa formazione Massimo Belletti, Silver Lazzari e Claudio Battelli. Ora non ho una conoscenza specifica delle persone per capire chi dei 3 sta gestendo o ha gestito per il team General System questa manifestazione. In ogni caso, fino a questo momento, complimenti davvero, perché hanno interpretato questa manifestazione durissima dal punto di vista tecnico, impegnativa davvero per le difficoltà che venivano proposte in questa prima edizione del Gran Premio Città del Mandorlato di Cologna Veneta. Lo ricordo, 114 km e 300 metri, con un percorso che prevedeva un circuito iniziale di 4 km e 900 metri da ripetere 8 volte e quindi 2 giri più ampi dove si andavano ad affrontare i Gran Premi della Montagna di Grancona e di Buso della Giaretta, Gran Premi della Montagna molto molto impegnativi che abbiamo avuto la possibilità anche di seguire in diretta e che hanno contribuito a selezionare in modo importante il gruppo rispetto ai 150 atleti in rappresentanza di 27 formazioni che avevano preso il via alle 14:30 di oggi pomeriggio. E poi il ritorno a Cologna Veneta, il rientro a Cologna Veneta, quello che stiamo seguendo quando mancano poco più di 7 km appunto al traguardo della località veronese attraverso i comuni di Bagnolo e di Zimella. Continua nella sua cavalcata solitaria Matteo Paltrinieri, che meriterebbe a questo punto veramente di riuscire ad arrivare sul traguardo di Cologna Veneta a braccia alzate, come ci ricordava Romina Disconzi nell'ultimo collegamento, come è avvenuto nella prova degli allievi con
il successo di Giacomo Dalla Pria, che tutto solo ha tagliato il traguardo davanti ad Edoardo Fiorini e Javier Bordignon con 50 secondi di vantaggio, 1 minuto e 20, un nuovo aggiornamento. Quindi questo braccio di ferro tra Matteo Paltrinieri del team General System e Gabriele Zago delle Industrie Forniture Moro, che da solo sta cercando di riportare il gruppo inseguitore formato da una ventina di unità sul battistrada, sta dando ragione a Matteo Paltrinieri, che ha aumentato ancora il proprio vantaggio nei confronti del gruppo inseguitore. Ci vorrebbe così un suggerimento, mi permetto, chiaramente con molta umiltà, da parte delle formazioni all'inseguimento, se si vuole pensare di avere delle probabilità di andare a chiudere, andare a recuperare questo gap comunque importante che l'ottimo Matteo Paltrinieri è riuscito a costruirsi, che ci fosse qualcun altro che va a dare una mano a Gabriele Zago, perché ci sono altri componenti della formazione delle Industrie Forniture Moro e chiaramente portacolori anche di altre società. Ma è solo Gabriele Zago, perlomeno questo era ciò che vedevamo nelle immagini precedenti che ci proponevano anche il gruppo inseguitore. Non vorrei che Matteo Paltrinieri, da come pedala e da come si alza sui pedali, stesse soffrendo di qualche crampo, che con questo caldo, magari con una preparazione che non è ancora ottimale, anche se la prestazione di cui si sta rendendo protagonista è veramente una prestazione superlativa, possono capitare in ragazzi che devono ancora completare la loro maturità fisica. Ritorna, ed è più che mai opportuna, la miraglia del team General System a dare indicazioni, a dare supporto al proprio atleta, che ha un vantaggio importante e mancano poco più di 5 chilometri. Stiamo entrando nel territorio comunale di Zimella e dopo Zimella, dopo il comune di Zimella, si entrerà a Cologna Veneta. Forza Matteo, a questo punto facciamo il tifo per lui. So bene che dovrei avere un atteggiamento terzo, che continuo ad avere, per carità, ma permettetemi di sostenere Matteo Paltrinieri, che praticamente ha reso questa telecronaca forse un po' noiosa, perché negli ultimi 40 chilometri abbiamo commentato solo ed esclusivamente, ho commentato solo ed esclusivamente insieme a Romina Disconzi la prestazione e l'impresa, che se dovesse andare a buon fine tale sarebbe, di Matteo Paltrinieri, però il gesto atletico veramente molto molto interessante. Bravo davvero Matteo, comunque vada, ma a questo punto ti meriti di tagliare il traguardo a braccia alzate. Tanta stanchezza, vedete, ma anche tanta determinazione e tanta fiducia di potercela fare. Credo siano state anche rassicuranti le parole che sono arrivate dal direttore sportivo sul suo vantaggio. Da come pedala, ribadisco, poi lo sentiremo magari se il nostro Andrea Fine riuscirà a raccogliere le sue impressioni. Ho la netta sensazione che abbia dei crampi che lo stanno disturbando e che fortunatamente per lui non gli impediscono di pedalare, perché a volte i crampi vengono in alcuni punti, i crampi arrivano in alcuni punti che ti impediscono di continuare a pedalare. Però vedendo da come ogni tanto muove le gambe e si alza sui pedali, ho la netta sensazione che abbia qualche problema di crampi, ma il vantaggio continua ad aumentare. 1 minuto e 22 e mancano ormai 2500 metri al traguardo. Forza Matteo. Una manifestazione prima di concentrarci sulle ultime centinaia di metri di Matteo Paltrinieri, una manifestazione, una 2 giorni condotta in porto dalla FDB Sport Club in modo eccellente davvero. Hanno testimoniato di avere grandi capacità organizzative, grandi capacità tra l'altro di coinvolgere amministrazioni locali e imprese locali, perché non è un caso che questa manifestazione si chiami Primo
Gran Premio Città del Mandorlato di Cologna Veneta. Quindi la capacità di questa importante e storica formazione che fa capo alla famiglia Dallabona, in questo momento il presidente Marco Dallabona, anche lui ex corridore, come è stato ex corridore il papà di Marco e il nonno di Thomas Dallabona, che invece sta gareggiando. Grandissimo Luciano Dallabona, 2 volte campione del mondo della 100 km e medaglia d'argento alle Olimpiadi, ai Giochi Olimpici di Tokyo, sempre nella stessa specialità della 100 km a squadre. Società che da moltissimi anni fa crescere giovani molto interessanti e si impegna anche ad organizzare manifestazioni che danno l'opportunità a tanti giovani di gareggiare e di continuare a cullare i loro sogni di diventare un giorno degli atleti professionisti. Questa 2 giorni che ha visto in campo nella giornata di ieri, oltre a tante manifestazioni e anche a degli stand che sono stati allestiti appunto dai produttori del mandorlato per coinvolgere la popolazione e chi è venuto a Cologna Veneta per assistere alle manifestazioni, ma che dal punto di vista sportivo ha visto ieri una giornata dedicata sabato 7 giugno al primo trofeo Rainbow High Road con delle gare amatoriali valide per la 6ª prova del torneo Province Venete, e oggi invece 3 manifestazioni dedicate stamani agli esordienti, il secondo Gran Premio easybikeshop.com Memorial Dino Disconzi, e agli allievi con la 45esima edizione del Gran Premio Maglieria FDB, e ora stiamo assistendo e siamo arrivati ormai alle battute finali con Matteo Paltrinieri che giustamente inizia a festeggiare forte e rassicurato anche dalle informazioni. Ultimo chilometro per lui, triangolo rosso, lo vedete in quel cartello giallo sulla sinistra. Ultimi 1000 metri per Matteo Paltrinieri, che si è reso protagonista di una vera e propria cavalcata solitaria di oltre 40 km. Qui ha messo nel sacco gli avversari, ora arriva anche l'ammiraglia giustamente a festeggiare con il proprio atleta questo importante successo in una gara che entra per il primo anno nel calendario nazionale della categoria juniores, quindi il primo Gran Premio Città del Mandorlato di Cologna Veneta, ma una manifestazione molto impegnativa dal punto di vista tecnico, molto rilevante dal punto di vista della partecipazione, e che a tutti gli effetti iscrive come primo nome nel proprio albo d'oro un atleta, Matteo Paltrinieri, che si è reso protagonista di una vera e propria impresa atletica, impresa tecnica, con una fuga solitaria di 40 km. Ecco, e qui l'ammiraglia non imbocca la deviazione a circa 200 metri, segue il proprio atleta, quindi ci sarà, oltre alla soddisfazione, a braccia alzate, Matteo Paltrinieri con la propria ammiraglia a ruota, che sarà soggetta a sanzione molto probabilmente, perché non ha purtroppo questo signore abbiamo visto con questa magliettina arancione con il proprio telefono ha impallato la nostra telecamera, poco male, siamo riusciti comunque ad intravedere la felicità di Matteo Paltrinieri. Ora attendiamo l'arrivo del gruppo per andare a completare il podio di questa importante manifestazione premiata, mi permetto di dire, con un successo veramente di grande qualità di Matteo Paltrinieri, team General System, che porta a conclusione un tentativo partito a 40 km dal traguardo. Vantaggio che assume proporzioni veramente da altri tempi, mi permetto di dire. Eccoci, siamo con Borgomolino Vigna Fiorita, gli atleti da Borgomolino Vigna Fiorita che lanciano lo sprint. Scusate, ma dobbiamo attendere
a questo punto, prima di darvi i nomi, chiedo alla regia se c'è la possibilità di collegarci con Romina Disconzi, che magari ci aiuta anche a dare... Stiamo cercando di ripristinare il collegamento con Romina, che magari ci può dare anche l'ordine d'arrivo completo, prima che esca la comunicazione ufficiale e ci consenta anche di darlo a chi ci sta seguendo in questa diretta. Approfitto nel frattempo, prima di salutarci e di darvi appuntamento a domenica prossima, anche per ringraziarvi per l'affetto e per la costanza con cui ci seguite. Questo progetto, partito alcune stagioni fa, sta dando importanti risultati. Nel frattempo vediamo questo bellissimo rallenti con l'arrivo di Matteo Paltrinieri, che prima di alzare le braccia al cielo si volta per cogliere lo sguardo del suo direttore sportivo. Ora vediamo questa bella maglietta arancione Team General System. Ecco, siamo con un addetto che fa parte della stessa società di Matteo Paltrinieri, quindi giustificata l'esultanza. Ora, ecco, in questo è il momento in cui si prende qualche rimbrotto dal nostro cameraman, ma faccio notare che esiste una regola anche, che sul traguardo ci dovrebbero essere solo soggetti accreditati, mentre nel frattempo arrivano altri gruppetti che si lanciano nello sprint. Nel frattempo la regia, Manuel Canton, ecco, mi conferma che abbiamo ripristinato il collegamento con Romina. Vedi Romina, tu pensavi di averci salutato definitivamente. Io pensavo di essere libera, invece no, sono qui sul traguardo, non sei Silvio. libera. Allora, se ci puoi, Romina, aggiornare no. Matteo Paltrinieri, l'abbiamo visto tutti perché ne abbiamo elogiato veramente l'impresa, seconda, terza posizione, che invece non abbiamo ancora informazioni. Si fa ancora fatica, non è si fa ancora stata, fatica. esatto, si fa ancora fatica perché erano veramente questioni di centimetri, per cui Ho non capito. riusciamo a sbilanciarci al momento. Ho capito, quindi dobbiamo attendere Sto il responso ufficiale. sì, purtroppo sì. Purtroppo Benissimo. sì, perché veramente eravamo qui, cioè siamo qui ancora sul rettilineo d'arrivo, però i giudici non si stanno sbilanciando. Ho capito, bene, quindi dovranno anche dal punto di vista, diciamo così, del photo finish cercare di andare a verificare con questa immagine chiaramente frontale. Stiamo rivedendo, Romina, il replay della volata per la seconda posizione. Guarda, nel frattempo te lo mando in diretta, vedi che ci sono anche i nostri collaboratori che sono appena arrivati. Certo. No, stiamo rivedendo l'immagine e ci sono 3 atleti più o meno sulla stessa linea. Esatto. Ecco, anzi 2 sulla stessa linea, e ce n'è uno molto vicino. Ho la sensazione che in seconda posizione ci sia con il dorsale 139 Matteo Piva, però mi lancio, io non ho nessun Anche ruolo. il mio sospetto, però Ecco. qui se faccio un nome rischio di essere linciata, per No, cui allora mi conviene attendere qualche secondo. Teniamo molto alla tua incolumità, quindi non correre questo Grazie rischio, Silvio, mi comunque raccomando. guarda, a brevissimo abbiamo Andrea Pin con il vincitore. Perfetto, bene, Andrea non ci lascia scappare certamente il protagonista principale di questa straordinaria giornata, questa manifestazione dedicata alla categoria juniores, Gran Premio Città del Mandorlato di Cologna Veneta, che non poteva avere epilogo migliore. Allora Andrea, grazie per il lavoro, ti passo il microfono, so che sei con il protagonista assoluto di questa giornata. Prego. Prego Andrea. Grazie Silvio della linea, siamo con il vincitore. Non era abbastanza dura, hai deciso di farla tutta da solo questa corsa? Ma sinceramente dopo il primo giro, che ho visto che quando il ritmo si è fatto importante, sono rimasto in gruppo senza troppi problemi, ho capito che forse era meglio sfruttare le gambe che avevo quest'oggi per insomma provare a fare qualcosa e anticipare le ultime salite, e mi sono gestito veramente bene, sono contento per i chilometri, e quando ho preso l'ultimo giro ho fatto le salite provando a tenere
più possibile il vantaggio che avevo, e quando a 20 km avevo l'ammiraglia dietro, mi hanno detto che avevo un minuto, ho detto bisogna spegnere il cervello e andare fino all'arrivo. E sinceramente dopo che avevamo parlato questa mattina con la squadra, penso che tutto il team credeva in questo risultato, non solo per me, ma era una convinzione generale, e penso che sia stato questo a far sì che abbiamo corso come abbiamo corso. Una vittoria importante, serve una dedica altrettanto importante. Sì, penso che non ci sia un modo migliore per ringraziare tutte le persone che nell'ultimo periodo mi sono state vicino, e soprattutto la squadra quando i risultati non erano anche quelli che ci aspettavamo, e penso che la fiducia che mi hanno dato, questo sia il modo migliore per ripagarla. E io penso che questa emozione, Silvio, davvero è la cosa più bella che ci potesse regalare quest'oggi. Lo lasciamo andare alle premiazioni, la linea torna allo studio. Che per sì, il lato umano, mi è piaciuta quella frase, quel riferimento: a un certo punto ho spento il cervello e ho pedalato. Io al di là del concetto metaforico che ha utilizzato Matteo Paltrinieri, veramente commovente la sua emozione nel ringraziare la squadra, tutto lo staff che ha creduto in lui anche nei momenti in cui i risultati non arrivavano. Credo che oggi siano stati ampiamente ripagati. Restituisco la linea a Romina Disconzi, a Cologna Veneta, la vedo inquadrata. Romina, con il direttore sportivo del vincitore. Prego Romina. Abbiamo il piacere di avere qui il direttore sportivo del vincitore, un vincitore indiscusso. Ha fatto una gara perfetta oggi. Sì, abbiamo dominato dall'inizio, perché nella prima fuga erano in 12, ne avevamo 2 dentro, poi è stata chiusa la fuga, abbiamo scolinato con Castro il primo Gran Premio della montagna, poi giù in discesa si sono raggruppati, è andato via Patrinieri e noi abbiamo lavorato dietro per il ragazzo. Se la merita tutto il ragazzo, perché è un ragazzo che va forte, i suoi compagni anche, dai. Hanno fatto un bel lavoro, ma questo qui è tutto il lavoro di tutto lo staff, di tutto anche quello che c'è dietro, perché c'è tanta roba dietro. Per Matteo Paltrinieri hai fatto prima vittoria, ma ci si lavorava da parecchio. Sì, ha fatto la prima vittoria, aveva fatto anche un quinto in una gara nazionale. È un ragazzo che, come io ho sempre detto, per vincere le gare devi rischiare di perdere, devi andare in fuga. Oggi, forza di Dio, ero un po' arrabbiato stamattina con lui, l'ha fatto e è andata bene. Tanto di cappello, ha fatto veramente una grande bella gara. Quindi un grande applauso a tutti i ragazzi. Un applauso a tutti i ragazzi e tutto lo staff, al presidente Fausto Nanni, Andrea Silvagni, che ci fanno lavorare con tutto quello che vogliamo, cioè non ci fanno mancare niente, né ai ragazzi né a noi. Un ringraziamento a tutta la squadra, il merito è tutta la squadra dei ragazzi, poi è logico che noi siamo qua e cerchiamo di fare del nostro meglio. Grazie. Romina, grazie Romina anche per questa testimonianza sul peso e sul valore chiaramente di questo gruppo. Si capiva e si percepiva diciamo così, la grande soddisfazione del condottiero di questi ragazzi, il direttore sportivo appunto, che non conosco personalmente e mi scuso, quindi non gli abbiamo chiesto nemmeno il suo nome, ma la sua soddisfazione era chiara e ne aveva ben donde, perché veramente i suoi ragazzi, al di là del successo e anche per il modo in cui è arrivato di Matteo Paltrinieri, tutta la squadra si è mossa veramente con grande attenzione e dal punto di vista tattico senza sbagliare una mossa. Dopodiché il successo di Matteo Paltrinieri, per il modo in cui è stato ottenuto, ha delle proporzioni veramente di grande rilevanza e che testimoniano la bontà della cilindrata, mi permetto di dire, che questo ragazzo ha a disposizione. Primo successo in questa stagione 2025, con le nostre immagini stiamo rivedendo invece lo sprint serratissimo per la seconda posizione. Stanno scorrendo i titoli di coda e pertanto questo è un inequivocabile segnale che stiamo terminando la nostra telecronaca. Io ne approfitto per ringraziarvi ancora per essere stati numerosi in nostra compagnia.
Ringrazio la nostra squadra, Silvano Da Rossa, Andrea Fin su Moto 1, Diego Santarossa, Roberto Casarin su Moto 2, Andrea Tonin che ha gestito il drone, insieme al sottoscritto Manuel Cantone e Fabio Simonetto che hanno gestito il lavoro di tutti noi dalla regia. Da Silvio Martinello l'appuntamento con la squadra di ciclismo web è per domenica prossima con il trofeo GD Dorigo, altra gara della categoria juniores da Solighetto, poi altri appuntamenti a seguire in questo mese di giugno, sabato 21 e domenica 22 campionati italiani di categoria uomini e donne, e poi domenica 6 luglio con la 39esima edizione del Giro del Medio Brenta. Qui ritorniamo nella categoria Elite ed Under 23. L'appuntamento con le sintesi della giornata di oggi e anche con il podio delle premiazioni è rimandato a giovedì sera nella tradizionale e imperdibile appuntamento con Extra Ciclismo. Io vi ringrazio nuovamente di essere stati in nuova compagnia e vi do appuntamento a domenica prossima. Ho imparato quanto sia importante l'intimità della casa. Una casa che duri nel tempo. Cucina, living, zona notte. Gruppo Euromobile accompagna la tua vita e la vita di chi ami. Rispetta la natura, mantiene le proprie origini, con uno sguardo verso il futuro. Gruppo Euromobile. Live your life with us.